Quello che è accaduto a Macerata sul Piave è intollerabile. L'ennesima occupazione abusiva di una casa, una truppa aggredita, una giornalista pestata e minacciata di morte, di fronte a carabinieri inermi. Sintetizza così il leghista Giuseppe Paolin le scene che hanno fatto il Giro d'Italia con una troupe di Striscia la Notizia aggredita da una famiglia di origini sinti che da tempo occupa abusivamente un immobile a Macerata sul Piave, pugni e strattonamenti, tirate di capelli e urla cui sono seguite una sassaiola e le minacce con un'ascia, una reazione violenta e vigliacca alle parole usate dalla redazione della popolare trasmissione di Canale 5, sicuramente un'autentica odissea per la proprietaria attualmente residente all'estero. La signora Anna Maria, con una sentenza a suo favore, ha fatto ben 11 tentativi di liberare la sua casa, 11 fallimenti della giustizia. Ora, con il decreto della sicurezza, grazie alla Lega, entrato in vigore da poco, che riprende la mia proposta di legge, non ci sono più scuse. La casa della signora va liberata immediatamente. Sull'aggressione stanno indagando i carabinieri, avvisata la Procura della Repubblica, ferma la condanna del sindaco Lamberto Marini che al momento preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni, ma la tempesta, anche politica, è servita. La maggioranza degli italiani è stufa di questa situazione, è stufa del buonismo e della tolleranza. Ora serve più potere alle forze dell'ordine, serve sicurezza e soprattutto serve dare tranquillità alle persone che non vogliono più vedere scene di questo tipo.